tutti e ben ritrovati. Quest'oggi vi presento la ricetta della frittata rognosa. La frittata rognosa si chiama così perché ha un aspetto piuttosto rugoso ed è una frittata molto saporita in quanto andremo ad utilizzare il salame nostrano, quindi padovano. Gli ingredienti che serviranno sono il salame appunto, le uova, la cipolla finemente affettata, il sale, il pepe e l'olio d'oliva. Prima di iniziare la cottura della frittata andiamo a tagliare a piccoli pezzi il nostro salame. Mettiamo la padella sul fuoco con dell'olio extravergine di oliva e andiamo a fare appassire le cipolle. Dopodiché, dopo qualche minuto, andiamo ad aggiungere il nostro salame tagliato a pezzetti. Ora che le cipolle si sono appassite, aggiungiamo il nostro salame e lo lasciamo cuocere 3-4 minuti. A questo punto prendiamo le nostre uova e le sbattiamo su una terrina con l'aggiunta del sale e del pepe. A questo punto ho aggiunto il pepe, poco sale perché il salame è già saporito, andiamo a sbattere le nostre uova. Ora che il nostro salame sia un po' cotto, andiamo ad aggiungere le nostre uova sbattute e le lasciamo cuocere innanzitutto da un lato qualche minuto e poi andiamo a girare la frittata e a cuocere dall'altro lato. Per girare la frittata ho utilizzato un piatto, l'ho rovesciata sopra con la pentola e a questo punto la vado a rimettere sulla pentola in modo che si cuocia l'altro lato. Ecco, la nostra frittata rognosa è pronta. Io vi aspetto alla prossima video ricetta e vi ringrazio di seguirmi. Ciao!